Quarantenne veneziano in rianimazione all'ospedale All'Angelo per le complicanze dell'influenza. In tutta la regione 90.000 a letto dall'inizio del monitoraggio. Il picco fra 2 settimane, vaccinazioni aumentate rispetto allo scorso anno. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Cornedo Vicentino, operaio 22enne cade dal tetto di un'azienda, un volo di 5 metri, l'uomo in rianimazione all'ospedale. Veneto Banca truffa da 107 milioni di euro per oltre 2.000 raggirati, secondo la procura l'appello dei risparmiatori traditi, oltre a Consob indagate anche su Consob e Banca Italia. Blitz antidroga della polizia, arrestati 2 insospettabili della Treviso Bene, un agente di commercio e un culturista, in casa trovati anabolizzanti e un consistente quantitativo di droga dello stupro. Chi ha qualche informazione utile parli, l'appello dell'avvocato della giovane studentessa padovana che la notte di Natale sarebbe stata violentata in pieno centro città. Il GIP di Brescia rinvia a giudizio Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta, in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Vicentino di 25 anni denunciato dai carabinieri di Bassano è l'autore del danneggiamento di alcune lapidi e targhe nel centro storico della città in ricordo dei partigiani trucidati dai nazisti. Il gioco, l'amore e la follia saranno il tema del Carnevale di Venezia 2020 che si terrà dall'8 al 25 febbraio, oltre 150 eventi diffusi su tutto il territorio della città storica e di terraferma e oltre 300 artisti coinvolti. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena Troll. Avete dunque sentito ora dai titoli: un quarantenne veneziano si trova in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre per le complicanze di un'influenza. Prima quella che sembrava una banale influenza di stagione, poi però con il passare dei giorni le condizioni di salute di un quarantenne veneziano si sono aggravate. Quando lo scorso 2 gennaio si è presentato al pronto soccorso, l'uomo accusava gravi difficoltà respiratorie. Ora si trova ricoverato in rianimazione all'Angelo. La situazione del paziente sono situazioni gravi ed è sottoposto appunto ad una macchina per ossigenare il sangue. I medici riferiscono che il paziente non avrebbe presentato particolari patologie pregresse tali da spiegare questa complicanza dell'influenza. L'influenza ha questa caratteristica, può dare una sintomatologia grave anche in persone giovani e apparentemente senza altre patologie. E quando colpisce con queste modalità va a colpire proprio la parte più terminale dell'apparato respiratorio, gli alveoli, impedisce una buona respirazione e quindi senza l'ausilio di macchine come l'ECMO, cioè che ossigenano artificialmente il sangue, è una situazione incompatibile con una resistenza, quindi è una situazione che può essere molto grave. Sono oltre 90.000 i veneti costretti a letto dall'influenza, ma il vero picco arriverà solo a fine mese. Intanto però la situazione è ampiamente sotto controllo senza che si siano registrati casi gravi nel Padovano, dove sono state distribuite 10.000 dosi di vaccino in più rispetto all'anno scorso. Nel Padovano la campagna di vaccinazione contro l'influenza si concluderà il 24 gennaio, ma si va ormai verso la distribuzione di tutte le dosi messe a disposizione dall'ULSS 6 Euganea, ovvero 180.000, una cifra record con 10.000 dosi in più rispetto al 2018. Abbiamo distribuito 10.000 dosi in più rispetto agli anni precedenti perché abbiamo avuto un'aumentata richiesta da parte dei medici di medicina generale ma anche proprio della popolazione. Quindi sta andando bene perché abbiamo l'impressione che la gente si stia vaccinando di più. Altissimo anche il numero di sedi in cui è possibile vaccinarsi, 596 medici di famiglia, 67 pediatri, 20 distretti e tutte le case di riposo. Il picco è previsto per fine gennaio, primi di febbraio. Finora in Veneto sono state costrette a letto dall'influenza quasi 91.000 persone, di cui 17.000 sono padovani. Eppure rispetto al 2018, quando a Padova ci furono anche 11 morti, finora nessun caso grave è stato registrato. A consuntivo l'anno scorso abbiamo avuto 253 ricoveri con 40 casi gravi e 11 morti. A oggi, in piena epidemia influenzale, anche se il picco arriverà a fine gennaio, primi febbraio, devo dire che non si è registrato a oggi nessun caso di ricovero e nessun caso grave. Fondamentale rispettare le regole di igiene, sembra impossibile, eppure tra tanti consigli e norme di comportamento la più efficace è anche quella di gran lunga più semplice e più veloce da adottare.
La pratica più importante e riconosciuta è proprio il lavaggio delle mani. Quando uno ha l'influenza e si tocca il naso, si tocca la bocca, si tocca gli occhi, poi deve pulire le mani. Ed ora una notizia di cronaca: una donna vicentina, Ivana Zanella, 73 anni, residente a Rosà, pensionata, è morta oggi pomeriggio a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel territorio rosatese. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale nord-est vicentino, all'altezza di un incrocio si sono scontrate due auto, a bordo un uomo di 49 anni e nell'altra auto una Fiat Uno, al volante c'era la donna che è deceduta. Ed ora i commenti sulla notizia di chiusura indagini per uno dei filoni di inchiesta su Veneto Banca. Positivo ma con riserva il giudizio dei risparmiatori che chiedono però di puntare oltre rispetto a Vincenzo Consoli e gli alti dirigenti della Banca di Montebelluna. Quello che sta a cuore alle associazioni dei risparmiatori è sicuramente verità e giustizia, ma capire come è stato possibile che una banca di quelle dimensioni si sia arrivata al fallimento. E questo è sostanza il commento dalla parte dei truffati sulla chiusura indagini per Vincenzo Consoli e altri 5 alti dirigenti di Veneto Banca. Truffati che solo in parte sono richiamati nell'avviso dei pubblici ministeri del Tribunale di Treviso. Sono situazioni differenti. Da una parte viene contestata la truffa nei confronti di un centinaio di persone per un centinaio di milioni di euro di danno a carico di queste persone, dall'altra parte invece abbiamo una situazione di dissesto che ha coinvolto circa 100.000 persone con un danno per queste persone di circa 10 miliardi. Perché in questa vicenda i risparmiatori chiedono di puntare più in alto. Noi ci aspettiamo che le cose vadano avanti, ovviamente che arrivino a chi veramente è responsabile di questa situazione, che doveva vigilare e che non ha vigilato. Banca Italia e Consob. Io ritengo impossibile sostenere che Banca d'Italia non fosse a conoscenza di queste situazioni. Giustizia ma anche rimborsi che continuano a non arrivare per 1000 cause. Sono un truffato come migliaia di persone e mi aspetto che ci sia un risarcimento, però che arrivi anche non con la lentezza che abbiamo subito fino ad ora. I risparmiatori che anche oggi si sono riuniti nella sede messa a disposizione dal Comune di Cornuda, dimostrando che i veri atti concreti alla fine li hanno fatti i sindaci. I rinvii a giudizio ci sono ormai in tutta Italia per amministratori delle banche, ma chi doveva controllare le banche, e intendo quindi la Banca d'Italia, non lo ha mai fatto, e su Banca d'Italia c'è un silenzio profondo, anzi qualcuno è stato anche portato in Vaticano a controllare i conti della Santa Sede. Un'area, quella della storica Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, dove i più colpiti sono stati gli artigiani, ai quali non è rimasto che chiedere giustizia e rispolverare un antico detto. Schei e bastonai non torna Pindrio. Dalla Procura si spera di poter arrivare ad un giudizio definitivo prima che intervenga la prescrizione. Consoli e gli altri 5 dirigenti indagati avrebbero ingannato anche il personale per incoraggiare la vendita delle azioni a prezzi gonfiati. I 6 indagati potranno ora chiedere di essere sentiti, dopodiché la Procura della Repubblica deciderà se chiedere il processo per associazione per delinquere e truffa ai danni degli ex vertici di Veneto Banca, in primis l'ex AD Vincenzo Consoli e i suoi collaboratori più stretti. A chiusura delle indagini sulla vendita a prezzi gonfiati delle azioni della Popolare emerge nelle parole del sostituto procuratore Massimo De Bortoli un quadro accusatorio pesante in cui i 6, ingannando CDA, soci, direttori e impiegati sul reale stato patrimoniale e finanziario della banca, avevano spinto per far sottoscrivere ai clienti operazioni ad alto rischio. Veniva sostanzialmente utilizzata tutta la struttura della banca, affermando che l'istituto era solido, che le azioni erano state stimate da esperti con quel valore, mentre in realtà dalla consulenza che è stata effettuata è emerso che già dal periodo 2012 in poi il valore delle azioni era almeno del 40% inferiore a quello poi che appariva. Quadro insensato secondo la difesa di Consoli, ritenuto promotore e capo dell'associazione per delinquere perché lui stesso era un azionista. Secca la replica della Procura. È chiaro che se lui poi le avesse vendute nel momento di crisi della banca sarebbe stata una notizia che avrebbe fatto ovviamente
il giro di tutte le filiali. Ecco, questo meccanismo si sarebbe rotto, nel senso che tutti avrebbero capito che se avesse venduto l'amministratore delegato le azioni voleva dire che ormai la banca era al capolinea. Reati che si sono concretizzati con la messa in liquidazione nel 2017 della banca, e questo sposta in là i termini di un'eventuale prescrizione. Ci consente di appunto sperare che una eventuale sentenza definitiva possa arrivare prima della prescrizione del reato. Truffa da 107 milioni di euro, 2.200 gli episodi contestati, raggirati risparmiatori che non avevano per età e competenze le capacità di riconoscere il rischio dietro investimenti proposti come sicuri, parti offese che potranno chiedere di entrare nel processo. Chi potrà costituirsi parte civile sarà però soltanto colui che ha acquistato le azioni nel periodo dal 2012 al 2015 per quanto riguarda la truffa. Vale a dire il periodo in cui le azioni non valevano il prezzo stabilito dall'Assemblea dei Soci, circa 40 euro. Quindi sì, ecco, ci sarà la possibilità di costituirsi parte civile e di chiedere un risarcimento dei danni. Ed ora la cronaca dal Trevigiano, droga dello stupro e anabolizzanti arrestati dagli uomini della squadra mobile di Treviso, 2 trevigiani di 35 e 40 anni, una nuova frontiera dello spaccio che sta prendendo piede nella provincia, valore sul mercato della droga sequestrata circa 100.000 euro. Un vero e proprio bazar della droga trovato in un appartamento di lusso nella prima periferia di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato ben 11 litri e 250 millilitri di GBL, la droga dello stupro, e diverse sostanze anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, chetamina, eroina, morfina, testosterone. L'indagine è scattata dopo un normale controllo di una macchina di grosso cilindrata a Treviso. All'alta della polizia l'uomo, 35 anni, procacciatore d'affari nel settore della tipografia, si è fermato, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno destato dei sospetti che poi si sono rilevati fondati. All'interno della vettura, in vari contenitori, la droga dello stupro. Una sostanza dagli effetti dirompenti, annulla la volontà di chi l'assume e ne rimuove completamente la memoria. È una sostanza che può facilmente originare l'overdose, sulla quale verranno esperiti anche gli accertamenti scientifici necessari. Nessuna giustificazione plausibile per il possesso della droga, così gli investigatori hanno deciso di perquisire l'abitazione del 35enne. L'uomo abita assieme ad un amico originario di Vicenza, 40enne, culturista disoccupato con la passione della palestra. In casa sono state trovate tutte le altre sostanze. All'interno dell'abitazione del giovane è stata reperita infatti una quantità varia di sostanze stupefacenti, tutte prevalentemente a base sintetica. I 2 uomini senza precedenti sono stati arrestati e portati nel carcere di Treviso. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Paolo Fietta. Stiamo verificando tutte le ipotesi possibili atte appunto a definire questo nuovo mercato delle cosiddette smart drug che si stanno diffondendo nel nostro territorio. La droga sequestrata ha un valore sul mercato di circa 100.000 euro. Intanto gli investigatori stanno indagando per accertare la destinazione della sostanza stupefacente. Ed ora ci spostiamo nel Padovano e parliamo della giovane studentessa padovana che la notte di Natale sarebbe stata violentata in pieno centro città. Parla il suo avvocato e fa un appello. Chi ha qualche informazione utile parli. Chi ha visto qualcosa, anche solo un frammento di queste scene, racconti quello che può essere successo la notte della vigilia di Natale tra il 24 e il 25, perché per la ricostruzione del fatto è estremamente importante. La Procura e la Questura senza dubbio saranno disponibili ad ascoltare chi si presenta per rendere informazioni, ma per quanto mi riguarda sappiate che anche il mio studio è disponibile a ascoltare i vostri racconti. L'appello rivolto ai padovani, studenti, coppie e residenti che la notte tra il 24 e il 25 dicembre si sono trovati a passare nella zona centrale della città, compresa tra il Ghetto e Ponte San Giovanni delle Navi. A parlare l'avvocato Salvatore Frattallone, legale della 21enne che ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto. La ragazza ha riferito di essersi svegliata seminuda il giorno di Natale dopo una cena con gli amici sotto il ponte che collega via Euganea e via Vescovado. Accaduto
Quanto a lei uno sconosciuto che si è subito allontanato, non ricorda nulla delle ore precedenti. La squadra mobile che sta conducendo le indagini insieme alla procura ha interrogato le persone che erano con lei quella sera e sta cercando di visionare tutte le immagini delle telecamere cittadine. Un ulteriore aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dalle telecamere delle abitazioni private. Io auspico che la Polizia Giudiziaria, coordinata dal Pubblico Ministero, possa acquisire tutti i filmati, anche dei privati che vorranno dare il loro contributo per la ricostruzione del fatto. Gli investigatori non escludono inoltre che la 21enne studentessa possa essere stata drogata, magari con qualche sostanza come la GBL, droga dello stupro, che annulla completamente gli istinti di difesa. Si attendono gli esiti degli esami medici effettuati alcuni giorni dopo la presunta violenza, perché la ragazza inizialmente non aveva avuto il coraggio di parlare di quanto era accaduto. Il suo avvocato chiede che venga tutelata la privacy della giovane e il suo dolore e che tutti collaborino per individuare l'uomo che l'avrebbe violentata. Ci tengo che la ragazza riprenda in mano la sua vita e superi questo shock devastante prima possibile. La Regione del Veneto, a garanzia e tutela della legalità nel proprio territorio e nell'impegno al contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, ha incaricato l'avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova per la costituzione di parte civile dell'ente nel maxi processo contro il clan dei Casalesi di Raclea. L'avvocato Pinelli parteciperà in rappresentanza e difesa della Regione all'udienza fissata per giovedì 16 gennaio prossimo avanti al GUP, formalizzando per la fase dibattimentale la costituzione di parte civile nel giudizio penale. Ieri sera vi abbiamo dato notizia di un tunisino denunciato dalla polizia di Venezia per aver aggredito un uomo in un locale a Campo San Bartolomeo e per aver rotto con uno sgabello la vetrina dello stesso ristorante. Ora di quella sera di paura spunta un video scioccante. Smettila, mollalo. Eccole le immagini pubblicate sulla pagina Facebook Venice My Way della notte di paura vissuta dai gestori e dagli avventori di un locale nella zona di Campo San Bartolomeo a Venezia mercoledì sera. Sono circa le 23 quando un 29enne di origini tunisine entra nel ristorante, parla con i presenti che cercano di tranquillizzarlo, lo invitano ad uscire. Vai a casa. Tranquillo, domani vedi te, dopo domani, dopo 3 giorni. Lui sembra calmarsi, poi all'improvviso l'aggressione ad un ragazzo. Il 29enne viene bloccato dai presenti che riescono a farlo uscire, poi sbarrano la porta d'ingresso sperando che si allontani, ma lui anziché andarsene impugna uno sgabello e lo lancia contro le vetrate del locale. In un secondo video, sempre pubblicato su Facebook, si vede il tunisino che continua nella sua azione fuori dal ristorante, mentre all'interno si sente la voce terrorizzata di una ragazza che chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Ragazzi, fate... Ragazzi, potete venire? Subito! No, subito! No, arrivate, in fretta, per favore! Sono attimi di terrore, il 29enne poi si allontana verso San Marco. È qui che la polizia lo intercetta e lo blocca, ma l'uomo reagisce anche al controllo degli agenti, viene così portato in questura e denunciato per resistenza e minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. Il GIP del Tribunale di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha rinviato a giudizio Felice Maniero, l'ex boss del Brenta, in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Il legale di Maniero, che non era presente in aula, ha scelto il dibattimento che inizierà il prossimo 14 febbraio. Dal giorno dell'arresto ad oggi per 4 volte e 2 il GIP ed altrettanti il riesame. È stata negata la scarcerazione a Maniero, che abitava da tempo a Brescia con una nuova identità. Un 25enne di Bassano che aveva danneggiato a calci e pugni le lapidi è stato denunciato dai carabinieri. Chissà cosa penserebbero il mestrino Mario Aliprandi e Carlo Fila, venuto da Mirandola a farsi ammazzare qui in Veneto nella guerra di liberazione. Chissà cosa ne pensano, perché da qualche parte devono pure essere, fosse anche solo nella memoria, Pietro Bosa di Pove del Grappa, il 17enne Cesare Longo e qui tra ignoti che hanno condiviso la sorte di essere impiccati ai lecci della più bella terrazza di Bassano del Grappa.
Chissà cosa avrebbero voluto dire a quel giovane di Bassano che a 25 anni è già molto più vecchio di parecchi di loro. I 31 martiri uccisi dai nazisti nel settembre del 1944, in una delle pagine più nere della storia d'Italia e del Veneto. Chissà. Mancano però le parole di fronte al raid solitario di questo giovane che qualche notte fa ha deciso di prendere a calci e pugni le lapidi che ricordano quei 31 morti ammazzati di 76 anni fa. Le parole le hanno trovate intanto i carabinieri di Bassano, che nero su bianco l'hanno denunciato per vilipendio di tombe e danneggiamento, dopo averlo riconosciuto dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del centro storico. Il 25enne ha ammesso le proprie responsabilità, giustificandole con futili motivi. Ci piacerebbe saperli, anche se a dire il vero non viene in mente alcun motivo per prendere a calci e pugni quelle croci e quei fiori. Ma siamo certi che se i martiri di Bassano potessero scambiare due chiacchiere con quel giovane, troverebbero le parole giuste per fargli capire perché sono morti o perché non avrebbero voluto morire appesi a un leccio. Ma questo non è possibile e l'unico modo che tutti noi abbiamo per dare voce a quei 31 morti è la memoria. Per ognuno di loro la memoria è un fiore che sboccia in ogni stagione. Sono gravissime le condizioni di un operaio coinvolto questa mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto alla ditta Crocco di Cornedo Vicentino nella zona artigianale. L'uomo, 22 anni, dipendente di una società esterna, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di oltre 5 metri dopo l'allarme lanciato da alcuni operai che hanno sentito un forte colpo. Le sue condizioni sono subito apparse molto serie. Sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Valdagno, ma contemporaneamente è stato chiesto l'intervento dell'Eli Soccorso dopo essere stato stabilizzato e intubato sul posto dai sanitari. Il ferito è stato trasferito al San Bortolo di Vicenza, dove è stato subito portato nel reparto di rianimazione. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Parliamo ora di carnevale, dalla luna all'amore e la follia, e questo insieme al gioco, il tema del Carnevale di Venezia 2020. L'amore a Venezia non viene vissuto soltanto dal punto di vista sensuale, ma viene vissuto proprio come un coinvolgimento totale della mente e del corpo, quindi la giocosità, la follia, ma la grande intensità dell'amore, che come si può vivere solo in questa magica città, che è la città dell'amore. Eccolo il tema del Carnevale 2020 che inizierà l'8 febbraio, il gioco, l'amore e la follia. 3 temi diversi, ma che uniti possono dare un esito scoppiettante, proprio come sarà questo Carnevale, che vede un nuovo direttore artistico, figura in realtà già operativa da tempo a Venezia, Massimo Checchetto. Il tema è un suggerimento per tutti quelli che vorranno venire a trovarci a Venezia e divertirsi con noi. Ovviamente il gioco con le sue regole, l'amore e la follia che seguono a ruota. L'amore e la follia sono 2 cose che spesso vanno a braccetto. Chi non ha fatto una follia per amore, penso tutti, però poi c'è il gioco detta le regole e quindi siamo pronti a giocare tutti insieme. Direi con questa edizione più che con altre è riuscito nell'operazione non facile di uscire da decennale immagine un po' troppo legata al Settecento, che ha caratterizzato i primi carnevali fino anche a una decina d'anni fa in modo caratteristico. Poi c'è stata questa evoluzione un po' coraggiosa e questo cambiamento che quest'anno trova questa nuova declinazione, direi affascinante. Non mancheranno le novità, anche se sono state svelate solo in parte. La prima è proprio in onore dell'amore. Ci sarà un giorno in più, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Poi degli ingressi nuovi di artisti particolari molto interessanti che si vedranno soprattutto a Rio di Canareggio. I palchi sono dei palchi progettati anche da un punto di vista altamente tecnologico, quindi poi questo lo vedremo più avanti. E poi abbiamo un fiore all'occhiello, secondo me, che è il Carnevale culturale, dove ci sono delle proposte molto interessanti che spero vengano seguite, perché è un punto di vista molto curioso sul Carnevale di Venezia.
Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, e Luigi Susino, Fratelli d'Italia. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buonasera. Bentrovati al meteo. Non cambia il tempo, anche nella giornata di sabato 11 gennaio l'alta pressione sarà dominante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane avremo tempo ben soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche in pianura, ma qui con qualche foschia o nebbia al mattino, specie sui settori centro-meridionali, a tratti anche lungo la costa, localmente persistente. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle coste, ma del tutto innocuo. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 12 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere, vedete, su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.